E me loga sua parti ai monta. A rombo i canta, si musicuri canta bene. A rombo i canta, si musicuri venerà. A rombo i canta, si musicuri canta bene. A rombo i canta, si musicuri venerà. Allora qui siamo in cura socio Santa Maria di Davagna. Allora, chi ci puoi dire il nostro socio, come è nato, chi ha come scopo per fare campare su Rugiano qui? Allora, è nato l'anno scorso, dunque per noi la nostra premura è piuttosto di unisce la gente del nostro Rugiano, del nostro paese, e piuttosto di Brumo e l'identità corsa déjà, che è appena sparita. Bon, ci sono stati gli avvenimenti, ci sono stati le zone rurali, la gente si spiazzano piuttosto verso le biaglie, noi città, e l'uvato sarebbe di rinvivere tutto questo, dunque di Brumo e di gerare questa identità e da unisce la nostra gente in giro a giornate come queste, e sarebbe dunque allo scopo finale diremmo di fare che la gente può non spiazzarsi verso le montagne, verso i nostri luoghi. Allora, questo socio infatti gira soprattutto tra bandiera di tradizione e mantenimento. Primamente sarebbe questo, dunque di promuovere tutto ciò che è culturale, diremmo. Dunque c'è sempre questa bandiera, sta lì tra le generazioni, diremmo. Ci sono le generazioni, c'è un nostro zio per esempio, e poi c'è la bandiera con noi, bon, dopo c'è tutte le cose all'ingiro, diremmo, dunque ci sono tutti i fenomeni culturali che noi chiamiamo, e voilà, alla fine. E qui l'avvenimento a Venna ne avete un po', ne avete progetti? Allora, bon, c'è un po' di avvenimento, il più importante di giraggio è quello di 15 agosto, che è la festa del nostro paese, il nome della socio, dunque il giorno di Santa Maria. Dopo, bon, facciamo le borghi serate, di inverno, tutto questo, per unire sempre la nostra gente e per poi partire una stonda tra di noi. Allora, Augusto, chi ci puoi aggiustare il tuo socio che è stata ben presentata qui? Non dai più, ci dillo a parlare ha veramente parlato come dicevo lì, non devi più aggiustare, ma io penso che sarebbe più importante sarebbe mantenere lì tra i paesani attraverso giornate come queste, e quello che face infine la nostra forza, ad essere tutti liati in un comune per la cultura, per la lingua e per tutte queste tradizioni che smarriscono. E in questa socio ci sono paesani di Peru, Casevecci, Italia, Isolaccio o anche da altri paesi? Sicuro, ci sono parecchi giovani, e dunque giovani di Dalasani, di tutta la gioventù tavaninca, di Isolaccio, di Peru, Casevecchi, e si uniscono di tutte queste azioni per far campare le nostre montagne. Speriamo che il vostro socio avesse una lunga strada. Vi ringrazio. Filippo, allora della socio è facile quando ci sono avvenimenti da unire la gente, che sono in piedi, come va per lottare contro questa desertificazione qui? Si fa che facciamo tra gli amici, proviamo a fare parte dei nostri eventi, quando abbiamo visto, fa quella pena al mondo, è vero che è duro, ma tutti gli anni proviamo a fare di più per fare quella più gente che possiamo, per parte non lontane da Davagna e da questi cantoni, per fare a fare bene la gente per questi paesi, l'usi, e veste, e viere. A rombo i canta, si musicuri canta bene. A rombo i canta, si musicuri bene.